Signore e signori, ben trovati, benvenuti alla Meeting Arge Alp di Atletica Leggera Rovereto 2017. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Arge Alp Leichtathletik Treffen 2017 in Rovereto. Un annuncio tecnico, eine technische Mitteilung Viertel nach 1, also in wenigen Minuten noch. Bitte, die Vertretungen sollten sich vor der Tribüne treffen, den Zug zu organisieren. Alle unter der Tribüne eine Vertretung jeweils für jede Mannschaft. Una rappresentanza per ogni squadra è pregata di trovarsi all'1:15 qui davanti alla tribuna per organizzare il corteo. Ripeto, all'1:15 una rappresentanza per ogni squadra si trovi davanti alla tribuna per organizzare il corteo che introdurrà le gare. Ich wiederhole auch auf Deutsch, Viertel nach 1 bitte eine Vertretung jeweils für jede Mannschaft hier vor der Tribüne, den Feierzug zu organisieren. Tutti gli atleti che sono in campo sono invitati ad uscire perché d'ora in poi viene allestita la call room che ammetterà in campo solo quelli che devono gareggiare. Alle Athleten und Athletinnen, die sich
im Sportplatz befinden, bitte herauskommen. Alle Athleten und Athletinnen, die sich im Sportplatz befinden, bitte herauskommen. Ha inizio la riunione tecnica. Sente? Ha inizio la riunione tecnica nella saletta pesi. Das technische Treffen findet statt in wenigen Minuten hier unter der Tribüne. Bitte die Vertreter aller Mannschaften zum technischen Treffen unter der Tribüne.
Senti chi è questa bandiera?
È tutto pronto per il corteo che introdurrà le competizioni dell'Arge Alp Meeting 2017. Es ist alles bereit für den Einmarsch der Mannschaften, der als Prolog für die heutigen Wettkämpfe dienen wird. Il corteo viene guidato dalla musica cittadina Riccardo Zandonai di Rovereto col maestro Giacomo Benedetto Massa. Die Salzburger, bitte. Können die Salzburger ihre Vertretung für die Einmarsch schicken? Danke. Salzburg, bitte die Vertretung schicken. Ecco che parte il corteo guidato dal ritmo della musica cittadina Riccardo Zandonai di Rovereto. Der Feierzug, der Einmarsch. Einleitung für die Arge Alp Meeting 2017. Meeting Arge Alp 2017 organizzato dalla Lagarina Cruz Team qui a Rovereto. E sfilano le rappresentative in ordine alfabetico. Die Vertretungen in alphabetischer Ordnung der neuen Mannschaft
Alto Adige, Südtirol, Bayern, Baviera. La rappresentativa svizzera dei Grigioni, Graubünden. Ancora Svizzera con San Gallo, Sankt Gallen. E poi la ulteriore rappresentativa svizzera del Ticino. Österreich, Tirol, il Tirolo. Niederösterreich, Vorarlberg. Hey! E infine la squadra ospitante del Trentino. Le rappresentative si disporranno adesso schierate al centro del campo per ascoltare l'inno europeo e l'inno italiano. Il maestro Giacomo Benedetto Massa con la musica cittadina Riccardo Zandonai di Rovereto. Se anche ci scappa un applauso non fa male. Grazie. E adesso si dispongono le squadre al centro del campo. Die Mannschaften werden jetzt in Mitte des Feldes angeordnet.
L'applauso per la musica cittadina Riccardo Zandonai di Rovereto, che ora ci farà sentire l'inno europeo. L'applauso per l'inno europeo. Ora la musica cittadina Riccardo Zandonai di Rovereto ci farà ascoltare l'inno nazionale italiano. L'applauso per l'inno d'Italia ed ora i saluti dell'autorità, a iniziare dall'assessore Ivo Chiesa del Comune di Rovereto. Allora, buongiorno a tutti e grazie, e do il benvenuto naturalmente a tutte le compagini che oggi si trovano a Rovereto. L'amministrazione è ben contenta di ospitarvi. Vi porto subito i saluti del sindaco Francesco Valduga, oggi è impegnato in altra sede, mi ha lasciato questo onorevole compito al quale sono grato e ringrazio tutti voi per darmi questa occasione. E naturalmente cosa dire, Rovereto la città, come sapete, della pace, ma come ricorda il nostro impianto sportivo è anche città dello sport. Oggi vi accogliamo in questa sede onorevole perché per noi è il cuore dello sport. È un significato importante perché voi con i vostri colori innanzitutto, ma con la vostra sportività, perché questo è quello che chiediamo allo sport di Rovereto, una sportività gratuita che arriva a Rovereto e in una manifestazione ormai riconosciuta a livello nazionale nonché anche internazionale.
Quindi un benvenuto a tutti, un augurio a tutti di una buona competizione e soprattutto un ringraziamento che va dato all'organizzazione, a chi ci ospita, soprattutto al Quercia e a tutte le cariche comunali e sovracomunali che in questo momento ci danno anche merito e ringraziamento di questo grande evento. Grazie a tutti. Grazie all'assessore Ivo Chiesa, ora la parola a Roberto Bettinazzi, assessore allo sport della comunità della Vallagarina. Sì, grazie anche da parte mia, oltre al saluto mio personale e del presidente Bisoffi e di tutto l'esecutivo, volevo fare un ringraziamento molto sentito agli organizzatori, alla Garina Cruise Team per questo bellissimo meeting organizzato nel nostro territorio. Noi crediamo che agli organizzatori diamo il merito anche di dare spunto e fare in modo che i giovani possano avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina che, non dimentichiamo, è la regina dello sport. Concludo con un augurio e un ringraziamento anche agli atleti, augurando loro di fornire delle ottime prestazioni. Grazie. Grazie a Roberto Bettinazzi. Ora l'assessore Andrea Miorandi di Villa Lagarina, che è il comune dove ha sede la Garina Cruise Team, società che organizza questo evento. Bene, grazie, benvenuto a tutti quanti. Porto il saluto anche da parte del nome del sindaco Romina Baroni, che purtroppo non è potuto essere qui a questa cerimonia di apertura. È un vero piacere essere qui oggi, ospitare qui, e un ringraziamento va al comune di Rovereto e chi gestisce lo stadio Quercia, questa manifestazione, una manifestazione che crea, diciamo, una rete che deve essere forte, soprattutto per questi giovani che sono qui in queste 2 giornate qui su questo stadio, e ovviamente questa rete deve creare cultura, creare unione, creare una forza fra voi giovani, affinché si possa, diciamo, creare proprio questa rete fra di voi e fra queste, diciamo, culture oltre la nostra frontiera. Dunque grazie veramente di cuore, qui in primis chi gestisce tutta l'organizzazione dell'Arghe Alpe, dunque la Garina Cruise Team e tutti i loro volontari. Qui mi preme proprio sottolineare dal primo all'ultimo, grazie veramente di cuore ai volontari, perché se non ci fossero i volontari queste belle manifestazioni, non solo questa ma molte altre, anche un'altra che si svolge qui vicino, grazie anche ai volontari, non sarebbero possibili queste realizzazioni. Dunque veramente grazie di cuore. Grazie a tutte le squadre che hanno partecipato delle varie nazioni qui presenti quest'oggi, grazie alle istituzioni qui che ci hanno ospitato, che parleranno dopo il mio intervento, grazie al pubblico e grazie a tutti i giudici e alla Garina Cruise Team e a tutti quanti che collaborano a questa realizzazione. Buona Arghe Alp a tutti quanti. Grazie Andrea Miorandi, ed ora la parola a Paola Mora, neopresidente del CONI Trentino. Grazie a tutti, buon pomeriggio, ben arrivati a Rovereto. Io vi auguro di cuore un bellissimo soggiorno qui a Rovereto, una zona meravigliosa. Sono convinta che saranno 2 giorni, un fine settimana di bellissime gare, ma anche un fine settimana dove avrete l'occasione di intrecciare nuove amicizie. L'Arghe Alpe è un territorio che ci appartiene per storia, per cultura, per buone pratiche, e oggi ci appartiene anche per lo sport. Lo sport è una forza incredibile che ha di muovere non solo le popolazioni, di unire i giovani, ma anche di promuovere, come è stato prima accennato, l'economia e la politica. Io sono convinta che sarà un successo, perché l'organizzazione del cruise, della FIDAL e dei bravissimi volontari, come è stato detto da chi mi ha preceduto, sono sempre impeccabili. Anch'io ringrazio le istituzioni, tutti i volontari, tutti i cronometristi e tutti quanti a qualsiasi titolo hanno avuto un compito nell'organizzazione di questa bellissima iniziativa. Posso fare un saluto in tedesco o non serve? In der Name von Olympische Komitee von der Trentino Region meine beste Willkommen an euch
Und ich wünsche euch zwei schöne Tage voller Freundschaft und gute Wettbewerbe. Guten Tag, schönen Tag und good fun. Grazie a Paola Mora e da ultimo il presidente della Federazione di Atletica Leggera del Trentino, Fulvio Viesi. Benvenuti a tutti, l'augurio più sportivo da FIDAL Trentino a tutti voi che partecipate a questa bella manifestazione che racchiude non solo un argomento sportivo ma valori ben più noti e nobili, quelli della convivenza appunto, e lo sport in questo frangente aiuta di molto anche la convivenza, specialmente in questi momenti che viviamo e sappiamo come è messa l'Europa in generale. Quindi buone gare a tutti e buona permanenza qui. Un messaggio anche, avevamo voluto allargare questa partecipazione a FIDAL Veneto, che sarà con noi a partecipare, perché pensiamo di allargare anche i confini e collaborazioni sportive. Quindi grazie a tutti e buone gare. Grazie Presidente Viesi. Ora l'inno dell'Arghe Alp. Prosegue il corteo verso l'uscita e poi si darà inizio alle gare. Die Einmarsch kommt zu Ende. Zuerst die musica cittadina, città di Rovereto, Riccardo Zandonai. Und danach die Mannschaften. Ancora rimanete ordinati perché si parte.
alle ore 14, quindi tra 20 secondi ha inizio la gara di lancio del martello maschile. Also in 10 Sekunden der Hammerwurf der Herren beginnt, sowie die 100 Meter der Frauen und der Dreisprung der Herren. Alle ore 14 prevista anche la partenza dei 100 metri donne e del salto triplo uomini.